Tragedia nella notte a Vittorio Veneto, 31enne di Colle Umberto si scontra con una vettura che usciva da un parcheggio, impatto fatale per il giovane. Altro dramma, poche ore dopo in centro a Casale sul Sile, ex agente di polizia locale e ora nonno vigile viene investito mentre stava attraversando la strada. Se i ricoveri sono limitati a una ventina di persone per provincia grazie ai veneti che hanno deciso di vaccinarsi, così il presidente Luca Zaia che conferma come i tamponi a breve non saranno più gratuiti. Il commento del direttore Baciali sull'assalto dei non vaccinati ai centri tamponi e in arrivo querele per diffamazione ai Novax che hanno dato dei venduti a giornalisti e tecnici. Avvio positivo dell'applicazione del Green Pass secondo Ascom, operatività immediata ma impatto psicologico evidente sui gestori. Il vero esame sarà in autunno quando non sarà possibile consumare all'esterno. Continua a far discutere l'estensione dell'obbligo del Green Pass al personale scolastico, va garantita la salute di tutti ma anche tutelati i posti di lavoro, dice la CGIL. Operazione di controllo nelle zone calde della città di Conegliano, un arresto e 9 denunce da parte dei carabinieri. Non registrava i nominativi dei clienti violando le disposizioni anti-Covid, esercente nei pressi dello stadio comunale di Treviso, si vede chiudere l'attività dai vigili. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso in apertura la cronaca di due tragedie che in poche ore hanno insanguinato le strade della Marca, purtroppo ancora una volta. La prima in ordine di tempo a Vittorio Veneto. L'auto, un SUV, usciva da questo parcheggio, via della Vallata, a Longhere, l'una della notte. Il 62enne alla guida ha fatto appena in tempo ad immettersi che la moto condotta da un 31enne di Colle Umberto, Alessio Ortolan, è sopraggiunta scontrandosi con la macchina e finendo rovinosamente nel fossato. Poche decine di minuti e il giovane centauro è morto, lasciando nel dolore la famiglia e gli amici. Al Circoletto era in corso una piccola festa. L'automobilista, un ex ristoratore di Vittorio Veneto, si accingeva a rientrare a casa, come ci ha raccontato un testimone che preferisce non farsi inquadrare. Stavo tornando con la moglie a casa, è uscito pian piano dal parcheggio, come ha detto, però questa moto è sopraggiunta a forte velocità perché l'ho notata molto bene, ho notato il motore insomma. Io sono corso tra i primi, ci siamo sincerati soltanto che non avesse delle emorragie esterne, abbiamo guardato con una pila che avevamo e gli abbiamo aperto la cerniera della giacca per farlo respirare. Lo chiamavamo, cercavamo di farlo parlare per tenerlo presente, però si sentiva che respirava e non rispondeva. E abbiamo atteso così fino all'arrivo dei soccorsi. Di lì a poco Alessio è spirato, è l'ennesima vittima di questa strada, un pericoloso rettilineo in discesa. Noi speriamo che qualcuno prenda provvedimenti perché un atto così dovrebbe far pensare perché non si ripeta. Lo stesso appello lo lancia il Consiglio di quartiere Valla Pisina, ma la risposta può arrivare solo da comune e provincia insieme. Siamo perfettamente consapevoli di quella pericolosità perché negli anni scorsi è stato dei morti in quella strada là. Per il momento liberamente noi come comune abbiamo potuto mettere dei misuratori di velocità, però al momento non abbiamo la libertà di farli funzionare quando vogliamo. Abbiamo partecipato adesso a un bando per un finanziamento per poter mettere in sicurezza i pedoni, però non basta, cioè è disperante il fatto che la gente corre. Cerchiamo di ottenere la possibilità di fare un qualcosa, però è chiaro che bisogna rivolgersi alla gente dicendo cercate di non correre. Poche ore dopo l'altra tragedia in pieno centro a Casale sul Sile, successo stamattina. Purtroppo questo mortale in centro paese, quindi un sabato da dimenticare. Il sindaco di Casale, Stefano Giuliatto, è stato tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia pochi minuti prima delle 11. È qui in via Roma, nell'arteria che attraversa il centro del paese, che ha perso la vita Bruno Zanon, 78 anni. L'anziano, stando ad una prima ricostruzione della polizia stradale, intervenuta per i rilievi, stava attraversando la strada quando è stato investito da un'auto condotta da un 70enne. L'impatto è stato violentissimo. Zanon è sbalzato a terra. Le prime a soccorrerlo sono state due dipendenti di un'impresa di pompe funebri. Abbiamo sentito una botta e siamo uscite io e la mia collega.
Quando ho visto il signore a terra che aveva sangue sono rientrata, ho preso il cellulare, ho chiamato il 118 subito e sono rimasta in linea con loro finché non sono arrivati. Poi sono arrivate altre persone, fortunatamente un infermiere e un carabiniere, che hanno continuato a fare il massaggio cardiaco, però... È stato usato anche il defibrillatore? È stato usato anche il defibrillatore. Hanno usato il defibrillatore che noi avevamo messo qualche anno fa presso la biblioteca comunale, quindi un cittadino che era già formato è andato di corsa a prenderlo, fatalità è arrivata anche l'automedica e quindi hanno fatto partire subito la defibrillazione. È stato fatto il possibile? Assolutamente sì, perché chi è intervenuto di primo acchito li conosco ed è anche uno del personale della Croce Verde. Per 45 minuti sono proseguite le manovre di rianimazione anche da parte dei sanitari del SUEM, nel frattempo giunti sul posto, ma ormai per l'anziano non c'era più nulla da fare. Per chi ha tentato di salvare la vita all'uomo resta lo shock per quanto accaduto. Al momento ho reagito bene e che adesso non è facile, non è facile. Spetterà ora alla Polstrada ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, costato la vita a Zanon, ex agente di polizia locale a Casiera, molto conosciuto a Casale, dove faceva il nonno vigile davanti alle scuole del comune, ma anche per il suo impegno come volontario dell'Auser. Ancora la cronaca, stava tagliando erba e cespugli nel giardino di casa, è salito su un muretto, a un tratto ha perso l'equilibrio, è scivolato cadendo a terra dall'altezza di circa 8 metri. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto l'elisoccorso che ha trasportato il giovane in ospedale in gravi condizioni. Il ferito è un ragazzo di 25 anni, l'incidente è avvenuto a Segusino in piazza Roma presso una abitazione privata. Il Covid adesso e le vaccinazioni dalla mezzanotte di venerdì alle 16 di oggi, parliamo della prenotazione Fast Vax, sono 18.320 in Veneto le persone che hanno prenotato la vaccinazione sui 100.000 posti messi a disposizione, dunque prosegue questa campagna. Intanto oggi da Pieve di Soligo il governatore ha parlato di questo, ha detto se i ricoveri sono limitati a una ventina di persone per provincia in tutto il Veneto è grazie ai veneti che hanno deciso di vaccinarsi. È tornato a parlare anche dell'obbligo vaccinale per gli insegnanti e conferma come ha detto in queste ore, che i tamponi a breve non saranno più gratuiti. Oggi non avremmo 182 persone ricoverate se non avessimo il 75% dei veneti che si sono fatti il vaccino. Comunque il vaccino è stato un grande fronte e ci permette di non chiudere, quindi quando vedi un vaccinato quantomeno sappi che ha contribuito non solo a tutelare la propria salute ma anche quella della comunità. Il 75% dei veneti già vaccinati o in attesa di vaccino, già 13.000 prenotazioni nella settimana del Fast Vax, l'ospedalizzazione che rimane su numeri gestibili. Di fronte alle piazze che protestano e alle polemiche sulle categorie obbligate a immunizzarsi, come gli insegnanti, e i presidi altrettanto obbligati a vigilare, il presidente del Veneto Zaia non prende le parti di nessuno ma si limita al dato oggettivo. Lo chiede una persona che ha fatto una battaglia per la volontarietà e non per l'obbligatorietà dei vaccini anche in passato, quindi non voglio assolutamente cambiare posizione. Dico che faccio appello a tutti affinché la scelta di fare la vaccinazione non è solo una scelta personale ma anche di comunità. Le ripeto, non avremmo 182 persone ricoverate e 22 persone in terapia intensiva oggi con 600-700 contagiati al giorno se non avessimo avuto almeno il 75% di persone vaccinate. Ma c'è anche chi sta scegliendo di sottoporsi al tampone invece che vaccinarsi e Zaia ribadisce che la gratuità dei test verrà presto riservata solo a determinate categorie attualmente al vaglio. Per ora i tamponi restano gratuiti e soprattutto questa settimana di Ferragosto per non creare disagi. Ovvio è che anche oggi abbiamo un risultato di tamponi di 52.000 tamponi che sono una cifra paurosa. Detto questo, elaboreremo un piano di sanità pubblica che definirà per molte categorie la gratuità e per altre no. Ci sono diversi cittadini che hanno optato per il tampone invece che per la vaccinazione, Presidente. Ma sai, intanto c'è da dire che a livello nazionale hanno fatto un accordo con le farmacie per dei prezzi calmierati, dall'altro devo dire che la vaccinazione sta funzionando bene da noi, siamo già al 75% dei vaccinati o comunque prenotati, contiamo in ottobre di arrivare all'80%. Le prime giornate di applicazione del Green Pass non hanno registrato tensioni o comportamenti scorretti. Il governatore predica buonsenso sia da parte di chi deve esibirlo che da parte di chi deve controllare il rispetto delle regole. In questi primi giorni insomma un minimo di elasticità ci vuole, perché posso dire se da un lato è vero che c'è chi ha il Green Pass, è altrettanto vero che c'è chi ha la vaccinazione e non riesce ad avere il Green Pass, oppure c'è chi
deve regolarizzare ancora la sua posizione. Penso ai tanti imprenditori che si sono vaccinati all'estero, hanno le 2 dosi di Pfizer ad esempio, e qui non riescono ad avere un Green Pass. Insomma, cerchiamo di essere elastici, di pensare che non ci sia sempre qualcuno che vuole fregarti dietro l'angolo, e penso che con il buon senso ne veniamo fuori. E sulla corsa ai tamponi di queste ore, ma anche su Novax, No Pass, No Mask in piazza e i loro attacchi, anche li abbiamo raccontati nei giorni scorsi al lavoro dei giornalisti, sentiamo le parole del direttore di Media Nord-Est, Luigi Baccialli. Buonasera, buonasera. Chi sono quelle decine di migliaia di veneti che nelle ultime 24 ore sono andati a vaccinarsi? Sono tutti coloro che non si sono vaccinati, che hanno per ora evitato, nolenti o volenti, oppure per problemi vari, hanno rinunciato o non hanno potuto inocularsi una o più dosi. Allora cosa succede? Che con l'introduzione del Green Pass, se si vuole continuare a vivere normalmente, andare al bar, al ristorante, andare in palestra, al cinema, a teatro, non si può fare altro che esibire la certificazione verde, e non essendosi vaccinati l'unica soluzione è mostrare un tampone. Di qui l'assalto ai centri tamponi, dove gli infermieri protestano, dicono siamo al collasso perché questa è gente che vuole divertirsi, cioè non va a farsi il tampone per il tracciamento, per capire se è positiva o negativa, ma perché ha questo scopo, cioè poter liberamente circolare. E allora va detto che l'obiettivo del governo Draghi è stato raggiunto. È una spinta gentile, così l'ha definita il Presidente del Consiglio. Il fine giustifica il mezzo. E qualcuno dice no, è una vaccinazione obbligatoria mascherata. E allora, se anche lo fosse, anzi forse lo è, e in attesa che questo governo decida per l'obbligatorietà del vaccino, che sarebbe la scelta più giusta e meno ipocrita, bisogna evitare di fare l'assedio ai centri tamponi, anche perché ora sono gratuiti, tra poco non lo saranno più, e ha fatto bene il Presidente Zaia a decidere in questo senso. Le piazze sono nuovamente piene di una minoranza di Novax, persone che ci hanno dato dei venduti ai miei colleghi che lavoravano come sempre con sprezzo anche del pericolo, diciamo, in situazioni di questo genere. È la solita dedizione. I nostri tecnici che erano nelle piazze ci hanno dato dei venduti. Allora queste persone che abbiamo nelle immagini che abbiamo ripreso saranno denunciate per diffamazione. Diciamo che poi i soldi che raccoglieremo attraverso queste querele, e che ovviamente siamo sicuri poi di ottenere come risarcimenti per essere stati definiti corrotti. Questi ci hanno dato dei corrotti, come se qualcuno ci comprasse. Chi ci compra? Una lobby segreta, un potere occulto, un grande vecchio dell'alta finanza? Beh, dalle tasche di questi signori noi otterremo dei soldi che devolveremo agli anziani delle RSA. Buona serata. Queste le parole del direttore. Nel frattempo, proprio oggi, un'ora fa circa, in piazza a Treviso, in Piazza dei Signori, sono tornati a manifestare, vediamo nelle immagini, meno della scorsa settimana e della settimana precedente, che abbiamo documentato in diretta, subendo anche poi quegli attacchi che raccontava il direttore. Abbiamo raccontato della manifestazione nel telegiornale del Veneto, la manifestazione più importante, quella di Padova, oggi alle 18 circa, con quasi 3.000 persone. Questa invece è la situazione in Piazza dei Signori, della nuova manifestazione, insomma, contro il Green Pass, soprattutto contro il Green Pass. A proposito del Green Pass, ieri abbiamo raccontato la prima giornata tra luci e ombre, tra chi lo fa applicare, chi invece dice per adesso non lo chiedo ai miei clienti. Sostanzialmente un bilancio positivo però, secondo Ascom. Sentiamo. La prima prova è stata superata anche, dicevo, con reciproco senso di responsabilità, sia da parte degli esercenti che da parte dei fruitori dei nostri servizi. Partenza positiva per il Green Pass dal punto di vista operativo, grazie anche, sottolinea il numero 1 di Ascom Treviso, alla collaborazione tra esercenti e clienti.
non abbiamo registrato situazioni particolari, non abbiamo avuto problemi tecnici. Le app hanno funzionato, chi si è rivolto in particolare agli esercizi pubblici ha trovato operatori già organizzati. Sicuramente ad aiutare in queste settimane saranno le giornate calde che consentiranno di consumare i pasti anche all'esterno dei locali. Il vero banco di prova sarà la stagione autunnale ed invernale, ma l'auspicio dell'Ascom è di arrivarci con un numero di vaccinati e di Green Pass ancora più elevato. Se dal punto di vista tecnico dunque tutto è filato liscio, più delicato è stato l'impatto psicologico che questa misura ha avuto su baristi e ristoratori che da 18 mesi si confrontano con i provvedimenti anti-Covid. Ad alcuni è richiesto per la 10ª volta fate l'ultimo sforzo, ad altri è comunque richiesto di tener duro ancora un po' per riuscire a traguardare la situazione. E a proposito di quei ristoratori che hanno annunciato che non controlleranno il Green Pass dei propri clienti, Capraro dice: c'è una posizione di principio che condivido, perché in questi mesi tutta una serie di interventi hanno scaricato delle funzioni su noi operatori senza che ne avessimo la titolarità o la possibilità di attuarli. Ma il presidente di Confcommercio Treviso poi aggiunge: oggi ci sono alcune cose che possiamo fare e che credo responsabilmente dobbiamo fare, proprio per fare in modo di capire se anche con questi interventi riusciamo ad avere dei cambiamenti. E poi c'è l'altro fronte caldo, quello della scuola. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal 5° giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Questo quello che recita il comma 2 dell'articolo 9 ter del decreto legge sull'estensione del Green Pass anche al personale scolastico e ora al centro della discussione. Se da un lato per la CGIL Treviso il certificato verde può essere uno strumento utile per assicurare il rientro in classe e garantire la salute del singolo e della collettività, dall'altro, spiega il sindacato, devono essere tutelati i posti di lavoro. Deve essere uno strumento che è a beneficio della collettività e di conseguenza che del singolo. Poi che ovviamente ci siano le sospensioni sia stipendiali, arrivare al licenziamento, quello è da verificare e voglio vedere esattamente cosa la norma dirà. Caso di pandemia, cosa dirà il decreto in merito al fatto dei 5 giorni? Sarà una sospensione? Moretti spiega di essere in attesa di leggere il testo definitivo e soprattutto i decreti attuativi per capire come si interverrà al termine dei 5 giorni indicati nel testo. Non è pensabile che effettivamente una legge porti poi una dimensione di licenziamento, comunque di danno a livello lavorativo. Allora bisognerà trovare anche dei correttivi. Ci sono altre modalità per fare in modo che il personale che non ha il Green Pass possa in ogni caso, garantendo salute di studenti e dei colleghi, effettivamente accedere nel posto di lavoro? Bisognerà trovare anche queste forme e onestamente noi come CGIL lo chiediamo. Si usa il Green Pass anche per entrare nei musei. Siamo andati alla Gipsoteca di Possagno. Green Pass al ristorante, al bar se si consuma all'interno, al cinema, al teatro e anche al museo. Ma il certificato verde pare non crei problemi ai visitatori. A Possagno la Gipsoteca Canoviana, diretta da Moira Mascotto, si è organizzata per ridurre al massimo rallentamenti e garantire il rispetto delle norme anti-Covid e la sicurezza tra Green Pass e tamponi negativi, mascherine da indossare sempre, misurazione della temperatura e distanze. Una piccola difficoltà che però può essere superata facilmente, basta fare appunto un tampone rapido e si ha la possibilità di accedere a tanta bellezza. Voi non avete riscontrato un calo di presenze? No, siamo contenti di quello che è l'afflusso presso il nostro museo, un afflusso comunque controllato, in piena sicurezza, però siamo contenti perché vediamo che il lavoro che c'è stato negli ultimi mesi viene riconosciuto, i nostri visitatori continuano a farci visita. In effetti le persone che abbiamo avvicinato, tutte munite di Green Pass, lo vedono come un'occasione per ripartire in sicurezza e poter riassaporare le nostre bellezze. Lei si sente più sicuro? Sì, al 100%, ma poi tutte queste misure servono proprio per
in favore di quelli che non lo fanno, quindi non capisco tutte queste polemiche. Secondo me è meglio, secondo me anzi è un incentivo per coloro che non vogliono vaccinarsi a spronarli a vaccinarsi, perché a utilizzare determinati servizi è necessario il Green Pass. Quindi è una cosa positiva ed è un incentivo più che un deterrente. Io non ho avuto nessun problema, controllo 5 secondi e via. Vado dappertutto lo stesso, quindi anzi vado in più, magari sono incentivato ad andare in più posti, magari, nel senso rispetto a prima che ero un po' bloccato. E poi a Mogliano intanto stanno predisponendo da qualche giorno quello che sarà lo Sport Vax Day. Chiamata a raccolta dei ragazzi iscritti alle società sportive di Mogliano. Un Vax Day dedicato a loro, che si svolgerà entro agosto qualora le adesioni degli sportivi fossero consistenti. Una possibilità in più che l'Union Pro 1928 sta studiando con l'ULS 2, la Regione e i comuni di Mogliano e Preganziol per predisporre il punto vaccinale nella struttura di Via Ferretto. Noi stiamo raccogliendo le prime adesioni, poi quindi ogni società sportiva ci darà le loro adesioni. Abbiamo messo come termine ultimo venerdì o sabato di questa settimana per riuscire a comunicare all'ULS quanti eventualmente saremo. Non ci hanno dato un tetto, però un numero congruo, penso che intorno ai 200-300 persone debba essere, insomma, per muovere una struttura e venire fino allo stadio di Mogliano. Il tutto per offrire l'opportunità di vaccinarsi volontariamente ai giovani dai 12 anni in su, senza bisogno di prenotazione e in un ambiente amichevole, con i propri coetanei e compagni di sport, in vista della ripresa delle attività e data l'obbligatorietà del Green Pass. La società non obbliga nessuno a vaccinarsi, noi ci atterremo alle linee guida delle FIGC, per cui Green Pass o tamponi, non so in questo momento dire quanti tamponi, però non c'è nessun obbligo da parte della società, è soltanto un servizio reso alla comunità e alla collettività, per cui a tutti gli sportivi moglianesi, ai loro familiari, ai loro parenti, in un ambiente secondo noi più familiare, più tranquillo. Mentre le direttive su allenamenti che si svolgono al chiuso e l'utilizzo del Green Pass sembra siano state recepite, ci sarebbero però ancora dei nodi da sciogliere per chi svolge sport all'aperto ma di contatto. Non abbiamo ben capito, perché sembra che per lo sport all'aperto non serva il tampone, ma noi siamo uno sport all'aperto sì, ma uno sport di contatto, e abbiamo l'utilizzo degli spogliatoi, per cui non abbiamo, perlomeno io non ho ancora capito se i ragazzi non vaccinati abbiano bisogno o no del tampone anche per gli allenamenti. Pochi istanti di pubblicità, torneremo a parlare di cronaca. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo da Conegliano, luogo dove i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli mirati, soprattutto nelle zone calde della città. Controlli a tappeto sia in centro che nella periferia della città del Cima, 20 carabinieri coinvolti nell'operazione, 200 le persone controllate e 150 invece i veicoli. Non solo, ma sono stati effettuati accertamenti anche su 2 esercizi commerciali in collaborazione con il NAS di Treviso, con esito negativo. Nello svolgimento di questa attività di controllo straordinaria disposto dal Comando Provinciale di Treviso sono stati conseguiti risultati positivi. In particolare è stato tratto in arresto un cittadino italiano, sono stati denunciate 9 persone a piede libero per varie violazioni, nonché sono state elevate parecchie sanzioni al codice della strada. Controlli che sono andati avanti per tutta la giornata e serata. In manetta è finito un 48enne che doveva scontare 2 anni e 8 mesi per porto d'armi ed oggetti atti ad offendere per evasione. Fra le 9 persone denunciate un cittadino marocchino per violazione dell'ordine del questore di Agrigento che ne disponeva l'allontanamento dal territorio nazionale. 2 ragazzini minorenni devono invece rispondere di furto aggravato essendosi impossessati di capi di abbigliamento in un negozio di Conegliano, merce che poi i carabinieri hanno restituito al legittimo proprietario. Ed ancora 3 persone sono state denunciate per clonazione di bancomat e 3 automobilisti per aver guidato con tasso alcolemico superiore ai limiti previsti. Durante i controlli su strade, i militari dell'Arma hanno ritirato una patente che era già stata sospesa al guidatore. Un altro veicolo è stato sottoposto a fermo di 30 giorni perché l'automobilista stava viaggiando senza patente. Un'altra auto è stata invece confiscata perché il guidatore in stato di ebbrezza aveva provocato un incidente stradale.
Ancora la cronaca non registrava i nominativi dei clienti violando le disposizioni anti-Covid. Per questo un esercente di origini magrebine che opera nei pressi dello stadio comunale in via Bixio a Treviso si è visto chiudere l'attività dal nucleo commerciale di tutela del consumatore della polizia locale di Treviso. Il controllo è scattato nell'ambito di un'operazione più complessa inerente alla sicurezza urbana e alla lotta allo spaccio di stupefacenti nell'area dello stadio Tenni. Controllati alcuni esercizi commerciali che operano all'interno di una corte condominiale, fra questi il barbiere sorpreso lavorare senza alcun rispetto delle norme sul tracciamento. Per lui è scattata la chiusura per 30 giorni. Si chiude una settimana, si sta per chiudere una settimana davvero straordinaria sul fronte dell'Italia azzurra a Tokyo. C'è anche molto Veneto nei grandi successi di questa settimana che hanno portato al record di medaglie di sempre dell'Italia alle Olimpiadi. Allora abbiamo intervistato in questi giorni una psicologa dello sport trevigiana che sta seguendo alcuni atleti proprio in gara a Tokyo. Jacobs ha fatto una preparazione eccezionale, quindi al di là dell'immagine che magari ha, è un atleta molto professionale, ha un ottimo allenatore e hanno proprio fatto un lavoro molto preciso e molto puntuale. Jimbo è genio e sregolatezza che è riuscito a mettere in un momento di difficoltà, perché lui è arrivato a Tokyo in un momento di difficoltà, la gara della vita. Quando la mente è benzina per il corpo, sostiene ed amplifica le sue potenzialità. Lo abbiamo capito grazie ai successi dei due campioni veneti in gara a Tokyo, 2 medaglie diverse, 2 storie diverse, ma 2 percorsi che insegnano come il successo sia controllo, impegno, lavoro, anche della mente. Ce lo spiega proprio la psicologa dello sport piemontese di nascita, trevigiana d'adozione, Marcella Bonus, che segue diversi atleti in gara a Tokyo. La mente dell'atleta, così come il corpo, è un qualcosa che sempre ha sollecitato. L'obiettivo principale è quello di rendere l'atleta autonomo, indipendente, e quindi questo fondamentalmente ci permette, quando gli atleti sono lontani, di riuscire a lavorare mentalmente anche senza il nostro aiuto. Psicologa dello sport ed ex atleta, sta seguendo i suoi ragazzi da casa. Non serve, dice Marcella, essere sempre a bordo campo. Il primo obiettivo è aiutare l'atleta a vivere nel miglior modo possibile l'esperienza sportiva. Quando inevitabilmente ci sono delle discrepanze tra quella che è una prestazione potenziale e una prestazione reale, o quando magari le famiglie o gli allenatori dicono c'è bisogno di un supporto. Ecco, quindi non c'è età. Attenzione, ricorda Marcella, l'aiuto psicologico serve non solo per aiutare a salire sul podio e dare il meglio, ma anche per gestire lo stress della vittoria e della sconfitta. Gestire la vittoria non è sempre facile, molto sui giornali si dice e adesso che cosa succede, no? E adesso quali sono i prossimi obiettivi? Ecco, io penso che una cosa su cui stare attenti intanto è lasciare il tempo all'atleta di metabolizzare quello che ha fatto, quindi il risultato incredibile che ha ottenuto, un processo di consapevolezza su che cosa ha funzionato per cercare proprio di dare un imprinting anche al cervello. Adesso la pagina bellunese. E partiamo dalla notizia dei primi 4 operatori sanitari Novax sospesi dall'ULSS 1. L'ULSS 1 ha infatti informato in una nota che oggi sono pervenuti all'apposita commissione del Dipartimento di Prevenzione gli atti di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale a carico di 4 dipendenti del comparto sanità. Sulla base di questi atti il direttore generale, in quanto datore di lavoro, ha adottato conseguenti provvedimenti di sospensione che, come previsto dalla legge, avranno durata fino al 31 dicembre, salvo che gli operatori interessati non decidano di vaccinarsi, nel qual caso verranno riammessi in servizio. Questi lavoratori, nell'ambito del procedimento previsto e nonostante le innumerevoli azioni di dialogo intraprese, non hanno aderito alla vaccinazione. Quindi i primi 4 operatori sanitari sospesi dall'ULSS 1 Dolomiti ufficialmente. A proposito di Green Pass, abbiamo raccontato anche ieri a Belluno un po' la prima giornata. Andiamo a Feltre invece, dove vediamo quali sono le premesse per una delle rievocazioni storiche più importanti e famose del Veneto e non solo, il Palio di Feltre. Siamo in Pra del Moro, una gara equestre seconda soltanto al Palio di Siena. È un luogo dove non si svolgerà soltanto la gara dei cavalli, ma oggi siamo a raccontarvi la prima manifestazione
importante in Italia con il Green Pass, così come fu Feltre la prima città a ospitare una grande manifestazione dopo il lockdown, la Mostra Artigianato, qui in provincia di Belluno un'altra grande seconda volta. Mi aspetto che la gente abbia un po' di coscienza di capire che c'è questa pandemia e con calma stiamo ognuno ai propri posti con tutte le dovute regole che ci sono imposte, e volute o non volute sono queste qua. Cosa mi aspetto è che la gente venga lo stesso, anche col Green Pass o anche senza. Ma che la gente non si spaventi di farsi il vaccino e che abbiano tutti il Green Pass. Per andare avanti ci vuole, serve comunque. E se chi alle bancarelle doveva essere munito di Green Pass e lo ha dovuto esibire agli organizzatori che hanno fatto i controlli di rito, non così per i negozianti, per la cui categoria non è prevista la necessità. Le reazioni comunque, anche tra quelli le cui attività sono più vicine ad una rievocazione storica come quella del Palio, sono le medesime. Ma secondo me è giusto che ci sia il Green Pass per poter entrare. Direi che ormai il vaccino l'abbiamo fatto quasi tutti e quindi è giusto avere anche una ricevuta, diciamo, che ci consenta di andare in qualsiasi posto dove abbiamo intenzione di muoverci e di andare. Mi auguro che un po' alla volta vada scemando l'epidemia e che ci sia un po' di gente, logicamente sempre in sicurezza col Green Pass che adesso è stato imposto, questa nuova regola, e vediamo come andrà. Queste le premesse, le sensazioni, vediamo come è organizzato il Palio di Feltre. Il Palio di Feltre è la prima grande manifestazione dopo l'obbligatorietà del Green Pass, uno scenario non immaginabile quando si decise di organizzarlo in tempi ancora di lockdown. Il comitato promotore ha comunque saputo rispondere con prontezza al nuovo scenario. È stata una sorpresa quando sono uscite le norme di legge che hanno previsto proprio il Green Pass a partire dal 6 di agosto, che era la data di inizio della manifestazione. Quindi ci siamo resi conto che non solo certo dovevamo mettere in atto quanto avevamo pensato, ma addirittura eravamo i primi sostanzialmente. Tempi di reazione brevissimi, dovuti anche al fatto di aver però configurato a monte i possibili scenari. Devo anche ammettere che eravamo pronti all'evenienza, nel senso che quando abbiamo deciso ad aprile che avremmo fatto il Palio avevamo considerato tutte le ipotesi che avrebbero potuto avverarsi, tra le quali anche, benché la ritenessimo francamente quella di minore rilevanza, importanza, che ci potesse essere un peggioramento della pandemia. Alla fin fine quindi, pur tra mille incombenze, l'organizzazione ha affrontato ogni difficoltà e ogni incombenza con convinzione e serenità. Ci piace tanto l'idea che si possa lo stesso cercare di divertirsi e di godere al meglio del Palio con la serenità e con la tranquillità di poterlo fare per un po' di ore senza il pensiero di questa pandemia. Aziende, crisi da pandemia, dal comune di Longarone, un volano economico per aiutare il commercio e l'artigianato. Longarone ha la zona industriale più grande della provincia di Belluno, frutto delle politiche successive alla tragedia del Vajont. Un'economia fatta però anche di artigianato e commercio, quella del paese, su cui le conseguenze della pandemia sembrano essere più significative. Come comune abbiamo messo in atto tutta una serie di iniziative per cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze e le situazioni di difficoltà delle nostre imprese. Un volano, quello messo in campo, grazie alla collaborazione con alcuni istituti bancari, che può raggiungere quasi il $500.000 e che può permettere nuovi investimenti, come risolvere problemi di liquidità. Noi, per quanto riguarda la disponibilità di liquidità e anche per spese di investimento, abbiamo messo insieme questo progetto insieme alla Confidi, al Consorzio Garanzie Venete e insieme ovviamente alle banche, per dare la possibilità con un plafond di circa €480.000 di poter avere delle disponibilità e di risorse che sono, penso, indispensabili per guardare anche al futuro. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.
Benvenuti al Meteo. Permane una certa variabilità sulle Alpi, mentre sul resto del nostro territorio rimonta l'anticiclone africano con tempo buono e con caldo e afa in aumento. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 8 agosto evidenzia una situazione tranquilla. Sarà una giornata all'insegna del sole con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel pomeriggio sarà possibile qualche acquazzone sui rilievi. Temperature, come detto, in aumento, minime tra 17 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà asciutto e soleggiato con qualche temporale nelle ore pomeridiane in montagna. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime sui 30-33 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, bel tempo, solo con qualche pioggia, anche in questo caso entro sera, sui settori alpini esteri. Temperature minime intorno ai 16-19 gradi, massime sui 27-29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.